Uè, l'avete sentito Berlusconi? Non si smentisce mai. Anche oggi è riuscito a commettere un reato. Oggi, non so se lo sapete, ma ha commesso un altro reato. Leggo insieme a voi, articolo 290 del Codice Penale. Chiunque, quindi pure lui in Italia, caro Silvio, pure tu, pubblicamente vilipende la Repubblica, cioè offende, prende in giro, è strafottente, ne dice di tutti i colori, le assemblee legislative è una di queste, ovvero il governo o l'ordine giudiziario è punito. Ora, provate a risentire cosa ha detto Berlusconi nei confronti dell'ordine giudiziario, nei confronti della magistratura. Ha detto che è un contropotere dello Stato, ha detto che fa e applica la giustizia non per fini di giustizia, ma per far venire il socialismo in Italia, per liberarsi di lui. Io non ho mal di pancia, mi voglio liberare di lui perché rovina il paese, non perché ho mal di pancia. Una situazione di questo genere, mai come in questo momento si realizza il reato di cui è all'articolo 290 del Codice Penale. Per questa ragione, dopo averlo ascoltato, noi domani mattina consegniamo alla Procura della Repubblica un esposto nei confronti di Berlusconi affinché proceda penalmente nei suoi confronti per attentato a un organo costituzionale e in particolare all'ordine giudiziario per averlo squalificato nel mentre faceva il proprio lavoro. Ecco, cominciamo a far rispettare le leggi e cominciamo a fidarci di persone che rispettano le leggi.